Ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia. Apriamo con un'ampia pagina dedicata al maltempo. Sono in stretto continuo contatto con il capo della Protezione Civile regionale Salvo Cocina e seguo da vicino l'evolversi della situazione nella Sicilia sudorientale. Mi riservo, una volta avuta la relazione sui danni, di chiedere lo stato di calamità per quelle zone, ha dichiarato il presidente della regione siciliana. Alla comunità campana, conclude Schifani, va la solidarietà e la vicinanza mia personale e di tutto il popolo siciliano. Sono arrivati nella notte i primi gruppi elettrogeni che oggi saranno allacciati alla rete delle zone prive di elettricità, colpite decine di aree nel Siracusano e Ragusano. Blackout elettrici che hanno messo KO diverse zone di quelle province proprio a causa del forte vento. Ieri sono state danneggiate le reti aeree e le palificazioni di Enel. Nella giornata di ieri il litorale acese è stato flagellato da forti mareggiate che hanno provocato numerosi danni. Uno dei primi provvedimenti è quello che ha interessato i porti nelle frazioni di Santa Maria la Scala, Santa Tecla, Stazzo e Pozzillo, il cui accesso è interdetto. Cambiamo pagina, l'Etna si risveglia, una piccola colata lavica è in corso. Gli esperti dell'INGV stanno monitorando la situazione, che evidenziano l'apertura di una bocca effusiva alla base nord-orientale del cratere sud-est ad una quota di circa 2800 metri. E con questo per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.